Ben ritrovati dalla redazione. Il personale delle capitanerie di Porto di Trieste è intervenuto ieri sera per soccorrere due ragazze di 16 e 17 anni che, uscite a bordo di una tavola da SUP, facevano fatica a guadagnare la riva a causa del forte vento presso il litorale di Barcola. La segnalazione è pervenuta alla Capitaneria di Porto di Trieste. Nel pur brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'uscita della motovedetta e l'intercettazione del natante, il personale della sala operativa è rimasto sempre in contatto con le due malcapitate, che erano in evidente stato di agitazione, al fine di tranquillizzarle fino all'arrivo sul posto dell'unità di soccorso. Recuperate le due ragazze in ottimo stato di salute, la motovedetta ha continuato la navigazione fino alla banchina della Capitaneria di Porto di Trieste, dove le stesse sono state raggiunte dai loro familiari. Schianto tra un'auto e una moto in rotonda, ferito il Centauro. L'incidente è avvenuto all'altezza della rotatoria di Largo Tomizza Trieste. Ad avere la peggio, come quasi sempre accade, è stato il motociclista caduto a terra. Soccorso sul posto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cattinara per le cure e gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi. Oltre ad ambulanze e automedica, in Largo Tomizza è intervenuta anche la polizia locale con due pattuglie. Una ha gestito la viabilità, l'altra si è occupata dei rilievi. Si sono distesi a terra in piazza della Borsa a Trieste per chiedere l'immediato cessate il fuoco e l'arrivo sicuro di acqua, aiuti alimentari e sanitari nella striscia di Gaza. A promuovere l'iniziativa di sensibilizzazione che ha attirato l'attenzione di cittadini e turisti è stato il comitato promotore e aderenti alla manifestazione del 27 maggio. Dopo aver affisso cartelli esplicativi ai margini della piazza, i manifestanti, arrivati alla spicciolata, si sono stesi a terra in silenzio per manifestare il loro dissenso. A giugno 2025 la stima definitiva dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività del comune di Trieste ha registrato un aumento dello 0,2% a livello congiunturale e dell'1,9% su giugno 2024. A Udine i rincari registrano rispettivamente più 0,6 e più 2,1%. Lo rendono noto gli uffici statistica comunali. Le previsioni meteorologiche per oggi: cielo sereno o poco nuvoloso, sulla costa e nelle prime ore del mattino bora, specie a Trieste. Dal pomeriggio bora in attenuazione e sulla costa occidentale tra Lignano e Grado potrebbe entrare la brezza. Temperature minime in pianura fra 16 e 19, sulla costa fra 19 e 21, massime ovunque fra 28 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.